Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Va in partenza la prima corsa, una prova a reclamare per cavalli di 3 anni. Una corsa in cui Eli dei Greppi è stata molto seguita ed è diventata la favorita della corsa. Autostart che si mette in movimento. 1 Elomar, Francesco Pettinari, 2 MOP, Antonio Greppi, 3 Lenoir Treb, Manuel Pistone, 4 Eli dei Greppi, Marco Stefani, 5 Elmo Getta, Aniello Vitagliano, 6 Epic Man, Natale Cintura, in seconda fila 7 Elodie ZS, VP dell'Annunziata, 8 Eva dei Greppi, Nicola Del Rosso, 9 Edegardo Mail, Francesco Virzì, 10 Elizabeth Matley, Battista Congiu. Rimane distante Edegardo Mail. E allo stacco Lenoir Treb ed Eli dei Greppi sono veloci, con Eli dei Greppi che va subito a condurre nei confronti di Lenoir, che rimane seconda avanti ad Elomar, mentre di fuori prova ad avanzare Epic Man, che rimane però in terza corsia. Sembra desistere per ritrarsi in coda. I primi 200 metri se ne sono andati molto lenti, in più di 15, con Eli dei Greppi che una volta presa la testa ha già rallentato in maniera drastica il ritmo e si porta a completare i primi 400 metri in 31,5. In vantaggio Eli dei Greppi, che precede Lenoir Treb, in terza posizione Elomar, costretta al largo Emma OP, quarta allo steccato è Elodie ZS, mentre i 600 metri se ne vanno con una frazione in 16,5, 48 per i primi 600. Passaggio davanti alle tribune con Eli dei Greppi che guida, MOP che ora si fa minacciosa al largo, prova ad avanzare. 1,2,5 per i primi 800 metri di corsa, con il ritmo che è stato ora sveltito dalla battistrada Eli dei Greppi sotto il pungolo di MOP, la quale staziona al lato di Lenoir Treb. Il chilometro se ne va in 1,17,9. Sempre Eli dei Greppi al comando e Lenoir Treb nella sua scia, MOP di fuori, Elomar allo steccato. Fa fatica a tenere invece la seconda pariglia al largo Epic Man, che è stato squalificato. C'è Eva dei Greppi anche di fuori allo steccato, sbaglia MOP nel frattempo. Numero 2 conclusione, squalificato. Eli dei Greppi è in vantaggio, sposta dalla terza posizione Elomar, Lenoir Treb lo marca. Eli dei Greppi che allunga l'ingresso in retta arrivo, inseguito da Lenoir Treb ed Elomar. Eli dei Greppi in netta evidenza. Eli dei Greppi che nel finale vince facile e netta su Elomar ed Lenoir Treb. 36 la chiusa, 1,16,7 ragguaglio cronometrico, 2,3 un filo abbondante il totale per il facile assunto in percorso di testa di Eli dei Greppi. Marco Stefani, il training di Roberto Biagini, colori di Nicola Del Rosso. Percorso di testa impeccabile per la figlia di Nesta F, che vince nei confronti di Elomar, che a grossa quota fa il secondo, al terzo Lenoir Treb.